Il cappello con la penna nera perché i valori alpini hanno segnato la sua vita e il suo percorso di fede. Nella chiesa di Corona di Mariano del Friuli la messa per ricordare l'anniversario della morte di padre Enzo Poiana, storico rettore della Basilica di Sant'Antonio a Padova, scomparso improvvisamente 10 anni fa, il 16 agosto del 2016. Padre Enzo Poiana, il rettore con la penna nera che nel cuore dei fedeli e pellegrini di Sant'Antonio ha lasciato un segno indelebile, è stato ricordato nel suo paese natale, nel Goriziano. Un uomo vero, aveva un carattere forte, una parola franca, un modo diretto di affrontare le situazioni. Non era un uomo da mezze misure, ma proprio questa schiettezza era accompagnata da una grande capacità di accogliere, di voler bene, di stare vicino alle persone. La piccola chiesa, gremita di tante persone, le istituzioni, gli alpini, soprattutto la gente a cui padre Enzo si era sempre rivolto con spirito di accoglienza e comprensione. E ricordano quanto il convento del Santo fosse diventato, soprattutto per tanti giovani, un luogo dove trovare accoglienza, fraternità, ascolto e persino quella gioia che fa bene all'anima. Sono già passati 10 anni da quel tragico 16 agosto, quando padre Enzo fu colto da un malore fatale sulla spiaggia di Bibione, località di mare, dove era andato a trascorrere qualche giorno di vacanza nella casa dei frati. Ma nessuno a Padova ha scordato il suo sorriso e la sua energia coinvolgente, sempre nel nome del suo amato Sant'Antonio.